Un personaggio che è un'icona davvero ormai di questa musica solare, quella che piace tanto alla gente, quella che per un attimo riesce un po' a sdrammatizzare quello che purtroppo questa vita talvolta è un po' così. Bene, io ovviamente ti ringrazio perché ovviamente portarti qui non è stato semplice, talvolta il pubblico, la gente pensa che avere un'orchestra è una cosa semplice, a volte pagare non è sufficiente perché magari le band speciali, e questa fa parte di una band speciale, allora vorrei che a Ponte Valicetti e dintorni, spero che questa sera tanti dintorni possiamo fare insieme un bel applauso, davvero un gruppo semplicemente straordinario. Grazie, siete davvero in tanti, abbiamo preparato e colorato una bella scenografia proprio per questo gruppo che davvero se lo merita. Io ovviamente Mirko lo ringrazio perché pensate da Cesenati, poi questo è un po' la sua provenienza, il 22 in occasione del mio ultimo appuntamento televisivo Calcio all'Angolo insieme al nostro sindaco di Perugia è stato presente con me. Io ti ringrazio perché mi hai dato l'opportunità di arrivare in questa bella trasmissione che so che è seguitissima, ti vedono tutti, anzi ti voglio chiedere quando presenterai Sanremo, non è che un occhio ti riguarda? Non la fare lunga, lì già c'è una grande fila, io sono contento di presentare una semplice piccola cosa nella nostra Umbria. Ovviamente mi fa piacere ricordare perché quella sera sono rimasto particolarmente un po' stupito perché pur con la tua provenienza non tanto lontano, però insomma le frequenze di Umbria TV, tra l'altro che io voglio ringraziare che insieme al Giornale dell'Umbria sono i media partner di questo progetto di spettacolo qua al Parco Comunale di Ponte Valicetti, e quella sera sono arrivati tanti SMS e quindi un bel ragazzo, questo ovviamente lo dicevano, sono convinto le ragazze, quindi una storia che non c'è bisogno da raccontare e quindi per me è stato un grande piacere averti ospite. Bene, ovviamente noi dobbiamo lasciare spazio alla musica, al divertimento, vi voglio ringraziare di questa bellissima partecipazione, pensare che 2 sere fa abbiamo dovuto togliere l'acqua dal palco con le pompe, quindi pensare che questa sera fosse possibile tutto ciò era quasi davvero un sogno. Vi ricordo che volendo, per coloro i quali non avessero idee, ma io credo che ognuno di voi sia fornito di tutto ciò, che l'appuntamento qua al Villaggio del Teatro fino a domenica 17, grandi storie, domani sera si balla ancora. Io questa sera per la circostanza ci tengo particolarmente a dirlo che abbiamo collaborato con tantissimi sponsor perché ovviamente questa era la prima parte del grande evento del Villaggio del Teatro 2007, ma ovviamente gli stadio lunedì rappresentano un altro momento importante. Tra l'altro Mirko, so che il 28 siete insieme. È vero, ormai le nostre strade si incrociano, quindi con i nostri amici stadio, anche loro hanno scritto una canzone per il grande Marco Pantani come noi dall'altra parte, e quindi saremo allo stadio di Cesenatico il 28 giugno, non è proprio vicino qua, però magari qualcuno ne approfitta per andare al mare e viene a fare una bella giornata tutta dedicata al grande Marco Pantani con noi in stadio eccetera. Però prima ovviamente devono venire a vederli qua perché sono in questa bella piazza. Grazie Mirko, ovviamente farò del mio meglio per esserci con la mia telecamerina che però alla fine fa molto rumore. Bene, ovviamente quindi dicevamo degli stadio un grande appuntamento, quindi una band favolosa, credo che molti possano apprezzare la loro musica. Io ringrazierò quella sera nell'altro palco perché il palco centrale appunto per gli stadio sarà quel prato risistemato ad hoc per questo evento. Ringrazieremo tanti sponsor straordinari che mi hanno permesso di realizzare un sogno, quindi una grande idea sviluppatasi solo perché delle persone hanno capito che forse il pubblico dell'Arciteatro da oltre 30 anni, quindi che emana emozioni, divertimento, meritava anche una serata del genere. Per questa sera io ringrazio la Carrozzeria Casaglia che ha fatto davvero un grande sforzo per regalarci una parte di questo costo piccolo, perché sicuramente l'Orchestra Casadei merita davvero tanto. Ringraziamo la Carrozzeria Casaglia. Katia, perdonami se qualche volta ti vengo a visitare, ma d'altronde tu mi puoi dire volendo anche di no quando io ti voglio coinvolgere. Bene, detto tutto questo, ricordare tutti gli altri appuntamenti ci vorrebbe un po' troppo, però ci saranno 3 serate di teatro di grande divertimento, martedì, mercoledì e giovedì. Venerdì Luana Babini, tra l'altro un pezzo dell'Orchestra Casadei come tanti altri. Sabato Souvenir Land Music, un bellissimo appuntamento nello spazio del concerto, l'Agility Dog, degli animali che dietro ai comandi dell'uomo riescono davvero a fare delle cose
cose straordinarie. Domenica chiudiamo con Raduno Lambrette, pomeriggio la Filarmonica di Pretola itinerante nel parco, la restacano della serata saranno proprio i protagonisti del 17. A questo punto Mirko, io ti ringrazio, ho preso molto tempo, però dovevo ringraziare questo grande pubblico che spero che qualcuno di voi ci torni a visitare prima di domenica. Grazie, buon divertimento e grazie Mirko.